Noi abbiamo festeggiato ieri sera tutti insieme perché è stata veramente una giornata super per noi. Finalmente sono stati riconosciuti tutti i diritti dei miei figli. Ecco, voi non vi siete mai arrese, non avete mai pensato di cambiare strada e di imboccare quella della stepchild adoption? No, assolutamente no, anche perché le nostre ultime due figlie, che sono due gemelle, le abbiamo iscritte all'anagrafe dopo che erano già stati impugnati i primi atti di nascita. Lei pensa che cambierà qualcosa adesso o che ci saranno ancora degli ostacoli? Io spero che, mi voglio augurare, che da adesso in poi le iscrizioni alla nascita, perché non sono trascrizioni ma iscrizioni alla nascita, vengano fatte senza nessun problema e che quindi per i bambini che verranno dopo dei nostri la strada sia tutta in discesa. Scusate. Scusate, tantissimi hanno intrapreso la strada della stepchild impauriti da questa situazione e è una cosa che a me è dispiaciuta molto perché non è giusto adottare il proprio figlio. Il comune di Padova è stato per noi una famiglia perché c'è sempre stato, ci ha sempre supportato anche in tribunale e ha continuato a registrare nonostante le impugnazioni. E le nostre gemelline, che sono le ultime impugnate, sono state registrate direttamente dal sindaco che ha voluto vederle, conoscerle e registrarle, per cui per noi dobbiamo solo dire grazie all'amministrazione comunale che è veramente una seconda famiglia.